Benvenuti. Ok, qui è Hai tutto messo? a posto. Hello, hello, prova, Ci siamo. prova. Lance Preston. Dà sempre importanza a quello che riprendi. Mi sposto un po', ma... Sei pronto? Pronto? Sei nell'inquadratura, ma voglio centrarti meglio. Un passo indietro. Così? Sì, così. Benvenuti a un'altra puntata di ESP, Fenomeni Paranormali. Io sono Lance Preston, come sempre, e stasera sono molto emozionato perché vi porterò in uno dei luoghi più terrificanti che abbia mai visto. Questo alle mie spalle è l'ospedale psichiatrico di Conleywood. È uno dei 6 edifici dislocati su oltre 80 acri poco fuori Dobbiamo la tagliarla. Ryerson Valley. Un idiota è E- passato in macchina. Riprendiamo da qui, l'inizio non lo rifaccio. E tra il 1895 e i primi anni 60 ha ospitato più di 80.000 persone, tra le più mentalmente malate e disturbate del Maryland. Dopo la sua chiusura avvenuta nel 63, sono state segnalate apparizioni di fantasmi, oggetti che si muovevano da soli, e a volte anche le risate deliranti dei pazienti condannati a vagare per questi corridoi. Stanotte, la mia troupe e io trascorreremo da soli 8 ore ai limiti del reale, barricati qui dentro, aspettando il momento giusto. E con le più sofisticate attrezzature mai usate finora, cercheremo quello che è conosciuto come il fantasma dell'ospedale psichiatrico di Conleywood. Stop! Buona. Sì.